Ciao, sono Mario e faccio il maker. Il mio obiettivo è quello di imparare a costruire qualsiasi cosa. Oggi comincia una nuova serie di contenuti proprio per spingermi fuori dalla mia zona di comfort e imparare nuovi processi lavorativi. In questo episodio vedremo se riesco a restaurare questo coltello con zero esperienza in materia e con attrezzature principalmente da falegnameria. Eccolo! Wow! Ok, arrivati a questo punto la maggior parte della ruggine è stata tolta alla mola. Sono molte parti danneggiate. Una di queste sicuramente è il filetto che sembra proprio mangiato. Ho trovato qua una scritta impressa, scritto acciaio, e comunque anche qua sopra non è che sia messo così bene. La mia idea quindi adesso è di prendere il flessibile con un disco abrasivo Grana 120, di solito sono questi, non ne ho neanche uno nuovo, ottimo, ricordarsi di comprarli, e cercherò di togliere tutte quelle cose che non servono e ridare la forma ideale. Poi penseremo a fare anche il filetto, oltre che rifare il manico. Ok, a questo punto sembra sistemata abbastanza bene, solo che ci sono tutte quelle righe qua, vedete? Che mi danno abbastanza fastidio. Proverò a toglierle utilizzando della grana molto leggera, partendo dalla 180, 220, 400. Vediamo se riesco a togliere tutte le righe per poi andarlo a lucidare. Tutti i segni più grandi e profondi sono stati tolti. Queste sono tutte le righe della grana 180. Ora passiamo alla 220, passiamo alla 400 e poi proviamo a lucidare. Ok, con la finitura a 400, vediamo se riesco a farvi vedere. Al di là di alcune crepette, alcuni segni che sono anche belli, la maggior parte dei segni se n'è andata. Anzi, tutti, sono rimasti solo quelli della grana 400. Ora proviamo a lucidarla e vediamo come viene. La regola è sempre fare il meglio che si può con quello che si ha, e questo è quello che ho a disposizione.
Si può già vedere quello che cambia da qui a qui. Il manico si è incollato, ho fatto un paio di ricerche per capire come poteva essere fatto il manico e ho preso più o meno un mio coltello che mi poteva sembrare simile, quindi un coltello da cucina. Vedo che riesco a impugnare bene, è comodo. Ho ripassato la sagoma da tagliare, l'ingombro. Col senno di poi questo mogano l'avrei fatto decisamente più sottile perché rimane proprio una linguetta di faggio, però va bene così, è il primo esperimento. Ora quindi andiamo alla seganastro e tagliamo l'eccesso. Purtroppo mi si è danneggiato lì al trapano colonna, ho dovuto mettere un po' di ciano acrilica, rincollare dei pezzi. Adesso quando si asciuga bene si prova a risolvere.
Ok, arrivati a questo punto la nostra lama è precisa, perfetta, nel senso che è stata levigata, lucidata, precisa, è stato fatto il manico. Ci sono stati alcuni errori nel manico dovuti ovviamente alla mia poca esperienza in questo campo, però diciamo che per non saper né leggere né scrivere, secondo me ho ottenuto un buon lavoro. L'ultima fase, ovviamente, un coltello se non è affilato non serve a niente. Ho acquistato questo bel attrezzino per la affilatura, lo avete già visto nell'unboxing del video scorso. Consiste semplicemente in un piatto che gira di 180 gradi. Così. A questo, tramite queste tre viti, ci si va a fissare la lama. La lama così ha la possibilità di essere tirata, girata di 180 e rimane sempre ed esclusivamente sulla stessa angolazione, in modo che questo braccetto possa scorrere avanti e indietro, spostarsi lateralmente e andare ad affilare il nostro tagliente. Posso andarlo a cambiare in 4 diverse grane. Partiamo con la nostra grana 120, si stringe e si va. Sul libretto dice che si opera in maniera lenta, si va dal basso verso l'alto andando a spostarsi. Si torna indietro senza premere, leggera pressione e si continua così. Devi sentire proprio la pietra che lavora. Ottimo ragazzi, arrivati a questo punto arriva la parte più critica dell'intero lavoro. In questa fase qui potrei mandare a letteralmente tutto il lavoro che ho fatto fino adesso. Vi ricordo che questo lavoro è un regalo per un mio amico e un'occasione per me per sperimentare con queste nuove lavorazioni, appunto perché è un regalo e appunto perché è di un mio amico, vuole farci un'incisione sopra e abbiamo scelto insieme un pattern geometrico particolare. Ho passato gli ultimi 2 giorni a preparare i file e a testare il laser, capire i parametri precisi, a come poterlo fare in modo impeccabile. Adesso arriva il momento della verità, vi spiego che cosa andremo a fare. In poche parole ho fissato il coltello ad una base di legno per tenerlo rialzato e soprattutto col manico perfettamente parallelo alla superficie. Una volta trovato il centro esattamente dove andrà a cascare il laser, ho incollato e tenuto fermo il coltello appunto con della colla a caldo. Questo qui è il pattern che andremo a realizzare oggi su entrambi i lati del manico. Per fare questa lavorazione qui utilizzeremo il nuovo laser dell'Aufero, il modello Laser 2. L'Aufero è una sottomarca della Ortur. Aufero mi ha fornito questo laser per testarlo e ha un modulo laser specifico per le incisioni perché ha un fascio molto piccolo e per l'incisione è l'ideale. Lo vendono inoltre, se vi interessa, con vari moduli laser, tra quello delle incisioni, quello per i tagli e uno che fa un misto di tutti e due. Quindi spero di aver fatto tutti i calcoli giusti e che venga un lavoro preciso. Mamma mia, mi sto cagando addosso. Potrei veramente buttare nel cesso ore di lavoro. Non si torna più indietro. Cioè, no, è buttato. Mi sto cagando addosso. Solo per una questione di ripresa video non andrò a mettere il suo coperchio protettivo sotto, così si vede un po' meglio quello che fa. Terrò i miei occhiali di protezione. Oddio raga, mi sto cagando addosso. Oddio raga, potrebbe andare tutto a strafarsi fottere. Questa operazione dura 1 minuto e 20. Ho paurissima. 3, 2, 1, via. Wow, è venuto benissimo, è venuto benissimo, è venuto benissimo. Ora manca solo il contorno esterno che potrebbe essere... Quello sto qua è complicato, questo è complicato per una serie di motivi tecnici. Ok, facciamo un piccolo test del bordo. Ok, questa è un'operazione che deve durare esattamente 27 secondi. 3, 2,
1, via. Occhiali. Deve fare 5 giri. 1. Cosa cazzo è successo? Ho fatto i test fino adesso. Guarda lì che... Oddio! Ma raga, ho fatto i test fino adesso. Ho fatto i test fino adesso e così decide, faccio un altro percorso rispetto a quello che era programmato. Doveva venire così, che non sei altro. Che coglionissimi. È venuto tutto bene e in questo passaggio il laser ha fatto questa lineetta che passa in centro per tagliare un percorso. Cioè, guarda che era venuto un bel coltello. Che peccato. Ora concentriamoci su fare questa in modo impeccabile, perché un errore può capitare, ma 2 volte le troiate così, non le voglio fare. Signori, siamo alla seconda manche. Non demoralizziamoci, e gli errori sono fatti per imparare. Detto questo, mi gira comunque il 3, 2, 1. Viene una bomba. Questo interno viene una bomba. L'unico è il perimetro che fa mezzo cagare addosso. Ok, sembrerebbe essere andata. Passiamo a questo, al mio 3. 1, 2, 3. Partito. Sta facendo. Guarda, non guardo neanche lì, guardo solo i secondi. A 29 secondi stoppo. Sta andando bene. 17 secondi. Perfetto. 20 secondi. 23, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Mi ha fottuto una riga! Ma c***o! Siamo arrivati al momento decisivo. Lui è Nicky, lo avete già visto nel video che abbiamo tirato il cavo di internet. Il coltello che ho restaurato è il suo e ora vedremo la reazione, se sarà stupito o meno. Prima ti faccio vedere il video di com'era, in modo da fare un attimo il confronto. Sotto quel foglio nero c'è il tuo coltello sistemato al meglio che ho potuto. Guardati il video che ti ho preparato, così ti ricordi un po' com'era in origine. Messo male? Sì. Che manico che aveva. Allora cos'è? Scavicchi ma non apra? Scavicchi ma non apra. Siamo pronti? Siamo pronti. 1, 2, 3. Ma che dentro. Non è quello di prima questo. È proprio lui. Ti è venuto bene, eh? Hai fatto il buchetto. Ho fatto il buchetto come avevi detto, che ti sarebbe piaciuto avere il suo buchettino. Com'è il manico? Cioè, te lo senti come? È comodo? È comodo, sì. Lo ferro anche bene. Questo coltello qua da dov'è che arriva? In realtà io di sto coltello non so un cazzo praticamente. Era di mio nonno.
ma Ok. non so da dove è uscito, da dove venga fuori, eccetera, eccetera. Solo che l'ho sempre avuto nel cassetto degli attrezzi in garage. Ok, E comodo. quindi- Ecco perché aveva tutti quei segni, l'hai usato come martello. Soprattutto anche come un po' macete quando devo Ma estirpare le è piante. un classico eccetera. coltello da cucina comunque. Sì, sì. Insomma, l'ho avuto sempre in sto cassetto degli attrezzi, così brutto, arrugginito. Ho detto, "Oh, cacchio, sarebbe bello dargli un'altra vita." Eh sì. Ed eccoci qua, il Mario l'ha fatto. Top vecchio. E anche questo giro sono riuscito a stupirti. Sì. Ma anche che brillasse, cioè che diventasse lucido. Sì. Ma dai, non sembra veramente neanche quello. Perfetto, così si conclude la prima puntata di questa nuova serie che mi porta alla scoperta di nuove lavorazioni e nuove skills da imparare ogni volta. Sono riuscito a restaurare con successo un coltello senza avere nessuna conoscenza specifica, né di come si affilasse né di come va fatto il manico. Sicuramente ho fatto i miei errori, ma ricordo che qua l'importante è il processo creativo che sta dietro la lavorazione di un materiale. Vi devo dire la verità, mi sto prendendo bene coi coltelli, mi piace la minuziosità che bisogna avere per affilarlo e qua rispecchia molto la precisione che ci tengo ad avere in ogni progetto. Devo solo capire bene un po' di cose e sicuramente avere delle pietre migliori. Sono ovviamente contento che il coltello sia piaciuto anche a Nicolò, mi aveva dato alcune specifiche da seguire come fare l'occhiello e appunto le incisioni. Possiamo dire che quindi questo primo episodio si conclude alla grande. Se qualcuno di voi è esperto in coltelli e mi sa dire che tipo di coltello è o altro e del perché così spesso, sarebbe interessante per chiunque. Lasciate un commento qua sotto che così informiamo il resto della community. A proposito di community, volevo ringraziare Matteo, un mio iscritto, che mi ha aiutato a fare queste grafiche qua dietro. Purtroppo io non ho una conoscenza così elevata dei programmi di grafica vettoriale tipo Illustrator o altri e stavo dando di matto. Non potevo perdere troppo tempo a capire come funzionava. Ho fatto un appello su Instagram, è stato il primo a rispondere, gli ho affidato il lavoro e alla sera me l'ha mandato perfetto, preciso. Grazie ancora Matteo. Se siete arrivati fino alla fine del video vi ringrazio, lasciatemi un commento con un coltello emoji per farmi capire che siete arrivati fino alla fine. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su per farmi capire che questa serie vi sta piacendo e iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi episodi. Prima di salutarci io ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono attivamente questo mio progetto. Da me il coltello è tutto, vi ringrazio sempre per il supporto e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.